Buongiorno a tutti, oggi siamo a Strassoldo, uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo di fronte a Porta Cistigna, uno degli ingressi nel centro storico di Strassoldo. Inoltre è in questo punto che si incrociano la via Torat e la strada provinciale 108, che saranno le due direttive verso le quali andranno a realizzarsi le prossime due ciclabili che collegheranno rispettivamente Strassoldo con Privano e con Novacco. Si tratta di fondi del cicloturismo che si trovano già all'interno del nostro bilancio e che pertanto prevedono una realizzazione in stato già di avanzamento della progettazione. Proseguendo poi lungo via Torat di fronte a noi e costeggiando l'impianto del campo di calcio di Strassoldo, arriviamo all'area dei laghetti, dove vi è la necessità di un intervento di recupero ambientale unitamente a quello delle sponde del fiume Taglio e della messa in sicurezza della baita degli Alpini. Ed è proprio in quest'area che intendiamo realizzare innanzitutto un luogo di ritrovo per bambini e ragazzi per potersi divertire e trascorrere il tempo libero all'aperto, ma soprattutto per realizzare il nuovo centro civico polifunzionale della frazione, come luogo di aggregazione, come luogo di incontro per le feste paesane, all'interno delle quali trovare anche degli spazi ambulatoriali. Da ricordare inoltre che il Comune di Cervignano è entrato a far parte di un importante progetto europeo dal nome Mare Tiaris assieme ad altri comuni del territorio e grazie ai fondi appunto ricevuti da questo progetto abbiamo la possibilità di recuperare la casa per ferie. Grazie ai fondi del progetto Mare Tiaris andremo a sistemare il tetto e il primo piano della casa per ferie che, grazie a un progetto sul quale stiamo lavorando ormai da mesi, potrà diventare un punto di riferimento per il turismo lento e sostenibile. Detto degli interventi che andremo sicuramente a fare per migliorare anche l'area esterna della scuola elementare di Strassoldo, un impegno che ci prendiamo nei primi mesi del mandato, assieme a quello che faremo naturalmente anche nelle altre due fazioni e nel capoluogo, è quello di andare a portare a termine una sorta di censimento dello stato di fatto di quelle che sono le strade, i marciapiedi e gli impianti di illuminazione, in modo da andare ad intervenire nel corso di questo mandato in tutte quelle zone dove c'è necessità. Una su tutte, pensando a Strassoldo, la via San Marco che conduce al cimitero, dove vi è sicuramente la necessità di realizzare un nuovo marciapiede.